Un caloroso benvenuto con l'appuntamento del quotidiano di informazione La Nazione Siciliana Notizie.Sicilia, le notizie dalla parte delle siciliane e dei siciliani. La campagna antincendio in Sicilia parte il 3 giugno. Accordo Regione ANCI. La campagna antincendio in Sicilia partirà con grande anticipo il prossimo 3 giugno. È la principale iniziativa di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi e di vegetazione messa in campo dal governo Musumeci assieme a una serie di accordi con gli enti territoriali e le associazioni per fare fronte comune contro l'attacco dei piromani. Abbiamo deciso di anticipare di quasi 2 settimane la campagna antincendio nell'isola, dichiara il presidente della regione Nello Musumeci, per potenziare l'attività di contrasto ai roghi in un periodo in cui l'innalzamento delle temperature e la mano criminale dei piromani mettono a rischio il patrimonio verde del nostro territorio, come è accaduto in questi giorni. Questa iniziativa si aggiunge al protocollo d'intesa siglato dall'assessore regionale all'ambiente Toto Cordaro e dal presidente dell'ANCI Sicilia Leoluco Orlando e a quello con gli imprenditori agricoli che diventeranno custodi del territorio. La filosofia della stagione antincendio 2021, afferma Cordaro, punta a mettere in campo tutti i mezzi disponibili per contrastare questa pratica delinquenziale messa in atto da chi non ha alcun rispetto per l'ambiente. Abbiamo coinvolto le associazioni di categoria degli agricoltori e adesso anche l'ANCI perché tutti i sindaci siano coinvolti, assieme al Corpo Forestale, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile centrale e territoriale per il miglior contenimento possibile del fenomeno. Il coordinamento sarà attuato dalla Sala Operativa Regionale del Corpo Forestale e dalle 9 sale operative provinciali. Musumeci e Falcone chiedono controlli delle funivie siciliane, pronti a valutare permanere delle autorizzazioni. La Regione siciliana sta predisponendo una richiesta formale all'Ufficio Speciale Trasporti e Impianti Fissi del Ministero delle Infrastrutture, oltre che ai comuni dove ricadono tali strutture che in qualche caso beneficiano del nostro sostegno economico. Lo rendono noto il presidente della regione siciliana Nello Musumeci e l'assessore ai trasporti Marco Falcone. Chiediamo una verifica straordinaria e approfondita di tutti gli impianti a fune attualmente in funzione in Sicilia, Erice, Taormina, Etna Sud e Piano Battaglia. La tragedia della funivia Stresa-Mottarone ha suscitato un forte allarme. Vogliamo che venga compiuto ogni controllo possibile per garantire la sicurezza dei fruitori degli impianti siciliani, sia di quelli che ricevono i contributi regionali per il trasporto pubblico locale come Erice e Taormina, che di quelli a gestione privata. Qualora ciò non dovesse verificarsi in via tempestiva, concludono Musumeci e Falcone, siamo pronti anche a valutare il permanere delle autorizzazioni amministrative che spettano alla Regione in questo ambito. Patto di fine legislatura tra Musumeci e Attiva Sicilia. Convergenza tra il governo regionale e i 4 deputati del movimento. Il gruppo parlamentare di Attiva Sicilia ha incontrato sabato scorso a Catania, nella sede della regione siciliana, il presidente Nello Musumeci. Nel corso dell'incontro al quale hanno partecipato i deputati regionali Angela Foti e Elena Pagana, Matteo Mangiacavalle e Sergio Tancredi, è stato siglato un patto di fine legislatura su precisi punti programmatici che vedono la convergenza tra il governo regionale e il gruppo parlamentare. Tra gli obiettivi la riforma degli IPAB regionali, della gestione dei rifiuti, dei consorzi di bonifica, l'abrogazione della sfiducia consiliare ai sindaci, la modifica della normativa sulla gestione dell'acqua pubblica, l'istituzione di un circuito regionale di finanza complementare. Non posso non sottolineare, ha commentato il presidente Musumeci, il senso di responsabilità politica del gruppo di Attiva Sicilia a sostegno di iniziative finalizzate a completare la stagione delle riforme avviata 3 anni fa e a rendere la Sicilia competitiva nel confronto con le altre regioni italiane. A nome del gruppo, la vicepresidente dell'Assemblea regionale Angela Foti ha affermato: nell'ultimo scorcio di legislatura deve prevalere l'interesse collettivo su quello degli schieramenti. Per questo motivo abbiamo avanzato al Presidente della Regione alcune proposte di riforma sulle quali è stata trovata convergenza e che ci vedranno impegnati in Commissione e in Aula con spirito di lealtà e di servizio.
La convergenza con i 4 deputati del movimento rappresenta un passaggio importante per il governo Musumeci e la sua a volte risicata presenza numerica in aula. Un siciliano infiamma il Giro d'Italia. Damiano Caruso secondo a 2 minuti e 24 secondi. Dopo Vincenzo Nibali, lo squalo dello Stretto che si aggiudicò il Giro d'Italia nel 2016, ad infiammare il cuore degli appassionati di ciclismo italiani è ancora una volta un siciliano, Damiano Caruso, nato e cresciuto a Ragusa, dove ha inforcato le prime bici, e adesso in forze alla Bahrain Victorious. Caruso non ha mai rivestito il grado di capitano nei team professionistici dove ha militato e anche questo Giro 2021 lo ha visto ai nastri di partenza quale gregario del capitano Mikel Landa, favorito per la classifica finale ma costretto al ritiro nel corso della quinta tappa a causa di una rovinosa caduta che gli ha causato la frattura della clavicola. A questo punto tocca a Damiano Caruso che tappa dopo tappa si avvicina al tetto della classifica e ieri, dopo una frazione alpina magistralmente gestita con l'arrivo a Cortina d'Ampezzo, l'atleta ragusano occupa la seconda posizione nella classifica generale comandata dal colombiano Egan Bernal. Il giro terminerà domenica prossima e l'attuale distacco di Caruso dal leader è di 2 minuti e 24 secondi. E se c'è una cosa che gli atleti di ogni disciplina sanno fare bene è sognare, così come sanno fare sportivi e tifosi. Intanto ci godiamo questa piazza d'onore, la piazza d'onore di un siciliano che non ha mai voluto lasciare la sua città, orgoglioso della sua terra e delle sue origini.